E adesso parliamo di musica in senso artistico, ma anche come strumento in grado di unire diverse generazioni, perché sono nostri ospiti Mario Trevi, leggenda della musica napoletana, più di 20 milioni di dischi venduti in carriera, e Nicola Siciliano, che è un giovane rapper che ha deciso di dedicare il suo ultimo brano proprio ad un incontro con il maestro. Allora Nicola, parto da te, come è nato questo omaggio? Salve a tutti, buonasera. Questo omaggio è nato tra l'altro per la mia passione per la musica sin da bambino, ascoltavo il maestro Mario Trevi e facevo karaoke a casa con le sue canzoni. Poi nel susseguirsi del tempo ho avuto l'occasione di poterlo incontrare di persona e da quel momento è nata l'ispirazione per il brano a lui dedicato. Che poi è un freestyle, Sì, è un sì, rap. sì. Maestro, tanti riconoscimenti in carriera, però vedersi dedicare una canzone per un cantante Io è particolare. praticamente dopo 65 anni di carriera avere il piacere di essere parlato di me attraverso un suo disco, un suo, come si dice, parla di questo Mario Trevi che tanto mi fa piacere, e che ti devo dire? Grazie anche per aver onorato e parlato di Napoli attraverso questo tuo pezzo. Grazie a lei, maestro. Musica come ponte tra le generazioni, forse non è vero allora che questi ragazzi guardano solo modelli sbagliati, ma anzi studiano la musica napoletana del passato. Non lo so. Non mi pronuncio, perché se parliamo di musica vera allora il discorso cambia. Se invece parliamo di quello che succede oggi, tutto va bene, tutto tranquillo, tutto fa bene, tutto è bello. Nicola, quanto è importante studiare il passato per riproporre in chiave moderna poi musica oggi. Certo, anche poter portare il filone degli artisti che hanno fatto la storia prima di noi e rispettare quel continuo che loro hanno dato, e questo è il mio piacere e il mio intento musicale. Grazie mille ai nostri ospiti. Noi in qualche modo continuiamo a parlare di giovani, perché 3.000 studenti da tutta Italia per